Onorevole Borghi. Grazie Presidente. Signor Ministro, è il 23 novembre. Nel caso non le fosse sfuggito, la legge di bilancio doveva essere presentata un mese fa. Il fatto che voi abbiate dormito comporta che questa lettura nella Camera verrà fatta in condizioni assolutamente proibitive. E non vorrei che si stia già presentando il bel maxi emendamento per rendere ulteriormente farsesco il passaggio alla Camera, dove magari si finirà a non votare nessun emendamento perché mancheranno i vostri pareri come al solito. Ogni volta c'era una scusa, siamo appena arrivati, siamo appena giunti e così via. In questo caso non solo non c'erano scuse, eravate volendo anche in smart working, quindi potevate anche risparmiarvi i tragitti avanti e indietro dal MEF, e ci ricordiamo tranquillamente immagini di ministri in acqua con compagne, con yacht e così via, no, quest'estate, e quindi evidentemente è un po' difficile pensare che vi arrivassero con difficoltà i dati dai vari ministeri, per cui semplicemente avete lazzaronato. Ora, siete arrivati in grave ritardo. Pensavo di sentire almeno una scusa al Parlamento come inizio, invece purtroppo non l'ho sentita. Arriviamo poi invece ai 4 ristori, che sembra un programma, un reality sui ristoranti, no? Cioè i 4 ristori di Gualtieri, ma purtroppo invece è la verità che sta costringendo milioni di cittadini a rimanere aggrappati al telegiornale per sapere se arriverà qualcosa che gli consentirà di andare avanti con la loro attività oppure no, perché stanno guardando i codici Ateco, perché non ci sono e così via. Allora, vogliamo anche in questo caso prendere atto e chiedere scusa agli italiani perché è lo stesso problema che si è avuto a marzo, vale a dire presentarsi, e lei l'ha fatto, con delle cifre assolutamente non sufficienti per gestire un'emergenza quale quella economica, quale quella in cui siamo, per poi andare a inseguire una situazione che va a deteriorarsi con continui ulteriori scostamenti. Le avevamo detto quando lei era arrivato con il sorrisino dicendo che bastavano 3 miliardi e 6 per gestire un lockdown italiano, questo le fa capire la sua competenza, e poi siamo arrivati a 100. Bene, in questo caso abbiamo iniziato a 4, le abbiamo detto anche in questo caso che non era minimamente sufficiente, e adesso arriveremo alla cifra necessaria, che probabilmente è 70. Si poteva farlo prima, si poteva evitare di creare danni lasciando le persone nell'incertezza. Faccio notare, tra parentesi, che con questo sistema del centellinante i ristori non sono ancora arrivati per buona parte degli aventi diritto, quantomeno il primo giro. Ultima cosa, dato che una cosa si sarebbe potuto fare, per esempio, all'interno di queste 100 e passa miliardi di scostamenti, si potevano utilizzare 20 miliardi per ridurre l'IVA e magari azzerarla per i beni di prima necessità, per esempio per frutta, latte, pane e così via. Costa solo l'intervento, solo quella parte lì costa 4 miliardi, quindi vede che all'interno di questa ampiezza e abbondanza di interventi a pioggia che voi avete fatto, non si sarebbe sentita praticamente la differenza, invece avrebbe fatto magari molta differenza per i cittadini italiani. Io la domanda che voglio farle a questo proposito è: il collega tedesco, quando ha deciso di abbassare di 3 punti la sua di IVA, le ha chiesto il via libera, ha dovuto confrontarsi con lei e lei gli ha dato il permesso di farlo, oppure l'hanno fatta di loro iniziativa senza chiedere niente a nessuno? Grazie onorevole Borghi. Onorevole Dal Moro.
Scusi onorevole, io ricordo che il tempo a disposizione per tutti i gruppi è di 12 minuti. Si sente? Ok. Grazie Presidente, buonasera signor Ministro. Si sente? Ok. Grazie Presidente, buonasera signor Ministro. Ma allora intanto direi una questione un po' di metodo, di forma, cioè siamo oggi stati convocati qua e è stato chiesto dalle minoranze un preciso intervento, la presenza fisica del Ministro. Devo dire che con franchezza ci aspettavamo anche una maggiore presenza da parte delle minoranze che tante hanno insistito perché ci sia una presenza fisica del Ministro, che sappiamo non è sempre una cosa semplicissima. Lo dico per questione di metodo, ci sono presenti, ma insomma diciamo che tra i più forti e le richieste molti li vediamo come assenti. No, ma scusate, è solo l'antipasto. Facciamo poi avete modo di replicare naturalmente. Questo è solo l'antipasto. Onorevole Dal Moro. Questo è solo l'antipasto. E poi voglio dire, è questo il tono degli interventi? Il tono degli interventi sono questi dell'onorevole Borghi o di altri che sono succeduti. Questo è il senso della responsabilità che siamo stati richiamati dal Presidente della Repubblica per affrontare, e non riguarda, ovviamente per fortuna, non riguarda tutte le minoranze, per fortuna. Ma al di là di quello che sarà dopo, che sarà prima, di come sarà lo scenario politico, c'è un tema di responsabilità rispetto alla grave situazione che il Paese sta incontrando e ci veniamo a chiederle, le vengono a chiedere se lei ha autorizzato qualche suo collega tedesco. Ma è questa la responsabilità, questo è metterla in cacciara, cioè pretendere la presenza del Ministro per metterla in cacciara. Mi pare che questo non sia un atteggiamento consono rispetto a... Poi Onorevole Dal Moro, poi finiscono i 12 minuti e io non riesco a dare la parola ai suoi colleghi, quindi la pregherei almeno di fare la domanda. Io capisco l'onorevole che sta prendendosela con colleghi. Va bene. Allora, senta, intanto facciamo così, ecco, prima di tutto. Adesso andiamo sul merito. Io innanzitutto, come ho detto anche altre volte, penso che siamo stati fortunati ad avere Ministro dell'Economia e del Tesoro, avere Roberto Gualtieri. Per una ragione molto semplice, che tante di queste decisioni passano attraverso le autorizzazioni europee, attraverso i rapporti con l'Europa. Se noi non avessimo saputo in questi mesi, in questo anno, costruire rapporti e alleanze con l'Europa e avere rapporti veri col mondo dell'economia e della finanza europea e con la Commissione europea su questi temi finanziari, non oso neppure immaginare se ci fosse stato, parte delle minoranze del governo, cosa sarebbe potuto capitare al nostro Paese. Non oso neppure immaginarlo. E lo dico questo perché quando noi parliamo, non ci sarebbe stato probabilmente in questa modalità il Temporal Framework Agreement. Non ci sarebbe stato. Perché il patto ma ho capito che non si può mai discutere con voi. Sta facendo domande o sta insultando Sto l'opposizione? facendo quello che hai fatto tu, Borghi, la cacciara. Onorevole Dal Moro, io l'ho già fatto un appello a fare una domanda, un po' esagerato come appello, però facciamolo continuare e poi voi avete modo di replicare. Però sa, il tema è o mi lasciano parlare o altrimenti sono stato interrotto 7 volte. Capisco che dà fastidio, poi potranno replicare. Il tuo ruolo in questa commissione lo so da 12 anni prima di te. Onorevole Dal Moro, esperienza ho cavalcato quelle Onorevole Dal molto prima di te. Onorevole Dal Moro, sono 2 giorni che qui è stato tutto molto sereno, quindi la pregherei di aiutarci a fare in modo che continui, pur nella legittimità delle sue opinioni naturalmente, che continui serenamente l'audizione, tra l'altro quella più importante. Non era assolutamente nelle mie intenzioni, sono stato interrotto. Bene, continui. Sono stato assolutamente interrotto da questo punto di vista. Sì, senatore Bagnai, le ricordo che ha a disposizione ancora 7 minuti e che si è prenotata anche l'onorevole Cattoi. Grazie Presidente, ne basteranno molti di meno. La ringrazio il signor Ministro, spero che mi sentiate, se mi potete dare conferma proseguo. Sì, si sente, rimbomba un po' ma si sente. Fantastico. Allora, guardate, io sarò estremamente breve, non metto assolutamente in dubbio le ottime intenzioni del Ministro Gualtieri, che mi darà atto di aver più volte
considerato come un dato positivo il fatto che il ruolo di ministro venisse rivestito da una persona con capacità ed esperienza politica. Proprio per questo penso che lui sia il primo a trovare incresciose le parole di chi sostiene che se in questo momento governasse un governo di diverso orientamento politico, l'Europa, le istituzioni europee non ci aiuterebbero. Un conto è rivendicare, più o meno giustamente lo dirà la storia, il proprio successo nei negoziati. Un conto è dire che in Europa le istituzioni vengono utilizzate come una clava per reprimere l'una o l'altra parte politica. Questo sarebbe molto grave se fosse così. Sono sicuro che il ministro Gualtieri converrà di questo. Fatta questa premessa, io desidero tornare su un punto. Il ministro Gualtieri in una precedente audizione, non so quale puntata del decreto ristori, ci ha assicurato sul fatto che non esiste un effettivo pericolo che le aziende italiane si trovino costrette a restituire alcune delle provvidenze che hanno ricevuto. Io avevo avanzato la domanda perché proprio alla luce del quadro temporaneo degli aiuti di Stato, che poc'anzi è stato evocato come un successo, temevo che ciò potesse accadere. Il Ministro ha detto di no e questa risposta ci rassicura. Ho bisogno di 2 ulteriori precisazioni perché questo è un tema evidentemente cruciale anche per fornire un quadro diciamo di certezza agli imprenditori. Intanto il plafond per gli aiuti di Stato che è citato dal quadro temporaneo, quello di 800.000 euro per capirci, si riferisce alla singola impresa beneficiaria oppure si riferisce alla nozione europea di impresa come unità economica? Perché nel secondo caso ovviamente gli 800.000 potrebbero doversi ripartire fra più imprese. È necessario fare un chiarimento su questo punto e quindi chiedo al signor Ministro se può chiarirlo. Poi un'altra cosa che mi intriga è se il rischio di restituire aiuti ricevuti a vario titolo non esiste, io non capisco il senso dell'articolo che nel frattempo è diventato il 107 della legge di bilancio, perché essa interviene sul decreto ristori dicendo che si aggiunge dopo il comma 7 dell'articolo 54, che peraltro riguarda gli aiuti erogati a livello regionale, se non ricordo male, si specifica che gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato. Quindi qua in realtà si prevede che il massimale possa essere superato e si stabilisce come esimente verso eventuali sanzioni, se non capisco male, il fatto che gli aiuti vengano rimborsati prima del 30 giugno 2021. Qui veramente chiedo con assoluta sincerità e ingenuità un aiuto, anche perché desidero sottolineare al signor Ministro che la estrema frammentazione delle misure che sono state intraprese, frammentazione che all'inizio era ovviamente giustificabile con lo stato di emergenza, ma che lo diventa sempre di meno man mano che si va avanti, rende oggettivamente molto difficile per le imprese avere un quadro complessivo di quanto plafond hanno eroso. Questo tanto più alla luce che se prevalesse l'interpretazione di impresa come unità economica, quella europea, e magari si fosse in gruppo con un'azienda francese o tedesca, ci si scontrerebbe sul fatto che Francia e Germania non tengono un registro nazionale aiuti, quindi è oggettivamente impossibile capire a che punto si è dell'erosione del plafond, a quanto mi consta. Ecco, le chiedo se potesse approfondire questo punto. Grazie signor Presidente. Grazie. Darei la parola al Ministro per le repliche. Grazie. Devo dire che effettivamente concordo che su questo almeno con l'onorevole Borghi e l'onorevole Lupi che da parte del governo nei confronti del Parlamento è doveroso, diciamo così, una parola di scusa e di apprezzamento per la vostra diciamo così, disponibilità a lavorare in tempi così stretti, perché siamo pienamente consapevoli di aver presentato il testo finale della legge di bilancio con un forte ritardo. Devo tuttavia dire all'onorevole Borghi che imputa questo ritardo a una diciamo così, scelta dei membri del governo di
dormire o di riposarsi, che questo francamente ora si stupisce, di chiedere quale evento straordinario ha mai reso possibile questo evento. Ricordo all'onorevole Borghi che siamo nel vivo di una pandemia e che quindi il governo ha lavorato intensamente, senza sosta, senza risparmio in questi mesi. Sono stati varati degli decreti straordinari, delle misure straordinarie, e questa congiuntura non certo usuale spiega il fatto che naturalmente così chiediamo comprensione al Parlamento per questo ritardo, che la legge di bilancio sia arrivata più tardi del previsto. E detto questo, e venendo al merito delle osservazioni che sono state formulate, partendo dall'onorevole Dall'Olio, i fondi stanziati con l'articolo 68 sono destinati a incrementare le risorse per consentire di erogare le prestazioni previste dal reddito di cittadinanza anche per l'anno 2021, anzi sarà necessario integrare ulteriormente queste risorse, e ciò avverrà in sede di scostamento 2021. Il potenziamento dei centri per l'impiego è in programma, ma necessita di finanziamenti che potranno essere erogati e di riforme che saranno realizzate nell'ambito del più generale disegno di rafforzamento delle politiche attive che il governo vuole realizzare anche grazie alle risorse di REACT-EU e di Next Generation EU, e quindi credo che questo tema specifico che lei ha posto vada collocato nel quadro più ampio di una necessaria potenziamento e riforma delle politiche attive. Venendo all'onorevole Borghi, replicato alle sue forse ingiuste e ingenerose considerazioni e dimenticanza della particolare congiuntura che il Paese sta attraversando, ma venendo al merito della sua osservazione, è quella che mi sembra essere la principale proposta, che se non ho letto bene, se ho capito bene l'intervento della Lega, per quanto riguarda anche in particolare l'utilizzo del nuovo scostamento. Ecco, io lo dico apertamente, non condivido questa proposta. Credo che destinare le risorse del prossimo scostamento a una riduzione dell'IVA a pioggia, che avrebbe un impatto molto limitato su le categorie e i settori più colpiti, non sia un utilizzo corretto ed efficiente di queste risorse. L'onorevole Fassina ha ricordato quale sarebbe l'impatto di questa misura. Beneficerebbe in misura uguale un lavoratore autonomo che ha dovuto sospendere la sua attività e il sottoscritto, quindi non credo si tratti di un utilizzo efficiente delle risorse. Noi dobbiamo concentrare, in questo punto di vista trovo più convincente quanto detto all'onorevole Dattis sulla necessità, e anche da molti degli intervenuti, sulla necessità di utilizzare queste risorse per sostenere i settori più impattati e coloro i quali hanno avuto perdite. Quindi tornerò poi sulla scelta del governo di rafforzare l'intervento sulle sospensioni fiscali, poi tornerò anche sulle domande dell'onorevole Dattis. Però rassicuro l'onorevole Borghi che quando il governo ha deciso un intervento sull'IVA strutturale molto più massiccio di quello temporaneo realizzato dalla Germania, perché noi vorrei ricordare che abbiamo eliminato tutte le clausole di salvaguardia per sempre, con una cifra complessiva di parecchie decine di miliardi, molto superiore dell'intervento congiunturale realizzato dal governo tedesco. Non abbiamo dovuto chiedere il permesso, come giustamente non ci ha chiesto il permesso il governo tedesco per intervento limitato, temporaneo, di riduzione di 3 punti sul 20. Peraltro un intervento sulla ristorazione in una fase in cui i ristoranti sono chiusi non appare, diciamo così, proprio la misura più utile, ecco, e quindi noi pensiamo che invece
le risorse, abbiamo fatto un intervento strutturale sull'IVA, abbiamo eliminato le clausole di salvaguardia per sempre dal bilancio dello Stato italiano, un intervento molto significativo. Peraltro la quota di IVA sull'insieme delle imposte nel sistema tributario italiano è tra le più basse d'Europa, quindi noi pensiamo di incentrare, diciamo, se per quanto riguarda le misure immediate, i ristori, non pensiamo sia una cosa di buon senso concentrare le risorse su una riduzione a pioggia dell'IVA su tutti i prodotti per tutti i consumatori, che avrebbe un impatto non sufficiente per sostenere invece chi va sostenuto con interventi massicci. Per quanto riguarda invece gli interventi strutturali di riforma fiscale, la scelta del governo è quella di ridurre l'IRPEF. Quindi siamo di fronte naturalmente a una legittima differenza di visioni di politica fiscale, perfettamente legittima, ma ed è positivo che anche il tema di una come dire, che la discussione non sia una discussione anche sul merito, e da questo punto di vista però prendo atto che la proposta della Lega, al di là insomma, appare molto distante da quello che il governo intende fare, ma anche di quello che secondo me sarebbe utile di buon senso fare in questo momento, perché ripeto, utilizzare lo scostamento per l'IVA ci toglierebbe risorse per fare invece un intervento molto più incisivo sui settori che hanno bisogno. Per quanto riguarda la riforma fiscale, quello è un altro discorso e naturalmente avremo modo di confrontarci con il Parlamento, ma io penso che sia prioritario una riduzione dell'IRPEF, ma tornerò sul tema della riforma fiscale. Non mi risulta che ha fatto, rispondo a Bagnai, ma perché sto rispondendo a Dal Moro, che l'onorevole Dal Moro abbia in alcun modo detto che l'Unione Europea punisce i governi. Ha detto un'altra cosa, ha riconosciuto che se l'Italia sta riuscendo a rispondere a questa crisi con una mobilitazione significativa di risorse, nonostante il suo alto debito pubblico, e è destinataria di risorse di sovvenzioni a fondo perduto molto significative, questo è grazie anche al sostegno e alle scelte compiute dall'Unione Europea, istituzione che molti, che l'onorevole Bagnai, il senatore Bagnai e l'onorevole Borghi hanno invece considerato, sulla quale hanno opinioni molto diverse. Questo non riguarda quindi il problema che poneva l'onorevole Dal Moro, non riguarda il fatto che ci sarebbero differenze di trattamento da parte europea, ma riguarda il fatto che la scelta pro-europea, non solo pro-europea, ma anche la scelta di investire su una riforma e rilancio più ambiziosa delle politiche europee, perché il governo italiano in carica non si è limitato a rilanciare e rafforzare la collocazione europea dell'Italia come un elemento di forza, di tenuta economica, sociale, democratica del Paese, ma anche diciamo così, lavorato per contribuire a determinare un cambio di indirizzo delle politiche europee, per promuovere scelte coraggiose e nuove come l'emissione di Eurobond, come il finanziamento degli investimenti, e quindi queste sono scelte che oggettivamente sono diverse dall'impostazione legittima ma assai diversa nei confronti dell'Unione Europea che il senatore Bagnai e l'onorevole Borghi hanno sempre esercitato. Quindi credo che l'intervento dell'onorevole Dal Moro richiamasse questa differenza e il fatto che l'impostazione europeista e riformatrice del governo è stata importante anche dal punto di vista della salvaguardia degli interessi nazionali, oltre che di quelli europei, in un momento così delicato come quello determinato dalla crisi del Covid.